Sesta crociera della musica napoletana dal 22 al 29 settembre 2013. Mare, sole, divertimento, relax, buona cucina, aggregazione cultura e tanta buona musica. Capito che io voglio bene, bene, bene sulla te. All'inizio dammi sta bucchella e mo ronco cielo chi ne stelle. Per un asilo roce, 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 tu mi fai impazzire. Tu dormiendo, 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 dormiendo. Per me è motivo di orgoglio partecipare a questa crociera della musica napoletana che alla sesta edizione ha visto nel passato poi tanti colleghi illustri, quindi quest'anno tocca a me, porteremo la nostra musica, la nostra cultura nella parte del Mediterraneo dell'est, tra Grecia, Turchia, Cefine, Venezia, Bari, e quindi saremo in buona compagnia. Ci sarà anche il professor Scialone, sì, grande musicologo, Fiorenza Calogero, Napoli Ensemble, sì, Napoli Antica. Si aggregheranno altri sì. Tu sei il testimonial principale. Come sarà, insomma, le tue performance? Cosa stai preparando? Hai pensato già o tu sei un po'? La mia performance sarà una sorpresa, anche perché conterrà, voglio dire, dei momenti molto particolari. Sarà una bella performance sicuramente, come sarà una performance molto bella anche quella dei miei colleghi che parteciperanno. È una sorpresa, le sorprese non si svelano, è come la festa di compleanno, che ha un regalo chiuso in una scatola che apriremo dal 22 al 29 di settembre di quest'anno a bordo della nave Divina. Grazie a voi, mi raccomando, tutti a bordo, vogliamo la nave piena, il teatro pieno, vogliamo stare insieme con voi che siete tanti, che siete belli e che siete, voglio dire, poi indispensabili, se vogliamo, giusto? Arrivederci. E mo su come suona per tu, e mo su che ricorda in giallo, in da che staria lacrima, e sto guardando, con vento se ne vanno, e non torna mai più. Felicissima di questo invito di Francesco Spinosa per questa partecipazione. È un evento entusiasmante perché è bello unire Napoli e anche vacanza, perché comunque sarà anche una bella settimana di vacanza, oltre che di interazione, di cultura. Ci saranno tantissime cose, tra cui anche questi miei concerti sulla musica classica napoletana e anche degli interventi con il maestro Scialò, soprattutto sul tema di Raffaele Viviani, e quindi io non vedo l'ora di partire, sono molto energica e contenta. Sesta crociera della musica napoletana dal 22 al 29 settembre 2013. Mare, sole, divertimento, relax, buona cucina, aggregazione cultura e tanta buona musica. Devo dire che noi siamo stati dei sostenitori di questa iniziativa fin dalla sua nascita, l'abbiamo vista un pochino nascere e apprezziamo tantissimo Francesco Spinosa per aver avuto questa idea magnifica che porta avanti le tradizioni della cultura musicale napoletana. Abbiamo avuto il piacere di partecipare all'edizione dell'anno scorso, come molti sanno, e quest'anno siamo stati davvero con piacere richiamati. L'ensemble Napolantica ha un po' una caratteristica peculiare, cioè quella di voler rivestire un po' di musica napoletana tutti i 7 giorni della crociera. Sarà così, è stato così l'anno scorso, sarà così quest'anno. Avremo il piacere di collaborare con il professor Scialò per le sue conversazioni tematiche, ma sicuramente attraverso i concerti, attraverso delle estemporanee musicali, sicuramente porteremo il nostro contributo come è stato lo scorso anno. Ovviamente nuova crociera,
nuovo itinerario, quest'anno ovviamente un itinerario altrettanto interessante, il Mediterraneo orientale, avremo degli scambi culturali in ogni porto dove andremo ad attraccare, Istanbul, Dubrovnik, Venezia, così, e per cui, come è successo lo scorso anno a Tunisi, anche quest'anno potremo veramente portare questo nostro patrimonio culturale nei porti dove attraccare. E fare anche questi scambi. L'anno scorso abbiamo avuto uno molto importante a Tunisi, che è stato veramente molto emozionante, quindi c'è questa sinergia con le altre culture. Hai usato la parola giusta, emozionante, perché è emozionante essere accolti nel porto di Tunisi dal ministro della cultura e del turismo tunisino con tutto il suo staff e poter in maniera estemporanea cominciare a cantare le nostre canzoni e a vedere la partecipazione dei tunisini. Inda diembere il limone, Maria Lasta, non schiaffona, Cerasella. Ho avuto la possibilità di partecipare a questa crociera perché mi sono stato avvicinato in quanto titolo i miei dipinti con canzoni napoletane, quindi Ite Vurria Vasà, Malizio Sell, Uocchie Carragionate e così via. Io sono convinto e forse ho sentito questa citazione da qualche professore in passato, che non basta nascere a Napoli per potersi definire napoletani. Chi è nato a Napoli non porta avanti la nostra cultura, è un napolese, non è un napoletano. Noi siamo i napoletani, cioè coloro che effettivamente fanno qualcosa per arricchire la nostra cultura e soprattutto per portarla molto semplicemente avanti. Di mano passa una rinda, guarda studente che mi spaventa, ma questo amore cambietto senti, può fermo tempo, Noi ricordiamo che dal 22 al 29 settembre sulla MSC Divina, per la sesta volta, con grande piacere, entusiasmo e amore, come sempre, quello che ci contraddistingue soprattutto Francesco, che lavora 365 giorni all'anno su questo progetto, dalla Scoop Travel, per la sesta crociera della musica napoletana. Vi aspettiamo, se siete amanti della nostra canzone, venite a bordo, vi consolerete. Grazie. Ciao, grazie a voi. Rosa Maria, pure sta luna si scorda lo giorno per l'alleria. Rosa Maria, e posa veste con l'ora rosola e ti fa compagnia. Vaga distrattamente abbandonata, l'occhio sotto cappella nasconuta, mani in tasacca e braitata, vaga fischianne stella che so asciuta. Nella luna rossa mi parli te, io la domanda si aspetta a me e mi risponda se io può sapere che non c'è sta nessuno e non chiamano Gallotti Gioielli, una carezza che ti riscalda il cuore.